per 35 anni io non ho più parlato del Vajont, né a casa, né con gli amici, né sul lavoro. Ci sono 3 frasi molto importanti. Prima il fragore dell'onda, poi il silenzio della morte e mai l'oblio della memoria. È quello che noi cerchiamo di fare. Era un mercoledì di Coppa, la Coppa dei Campioni. Ero al bar a vedere la partita di semifinale Real Madrid contro Rangers Glasgow. Era indifferita, in bianco e nero, ed era al bar solo perché eravamo poveri e in televisioni erano solo al bar. E quindi da giovani sportivi eravamo là che guardavamo questa partita. Sul 2-0 del Real Madrid qualcosa mi dice di andare a casa. Non lo so, forse un presagio. Io abito su quel paesino là che si chiama Codissago e abito vicino al fiume. Quindi sono rientrato a casa, non so il perché, e non ho fatto tempo a tirare giù le coperte che è andata via la luce. Poi c'è stato un boato che è indescrivibile, non posso raccontarvelo. Migliaia di bombe, non lo so. Fai il conto che adesso che ho 76 anni, se sento un rumore di notte, devo alzarmi e andare fuori di casa per capire cosa e da dove proviene. Ho sentito l'acqua prendermi dalla camera e portarmi giù, non so se tra la sala o la cucina, sotto, e a cominciare a girare. E io sott'acqua giravo come qualcosa che, un filo d'erba che poteva essere portato dall'acqua. E non ho perso i sensi. Se sono qua, e questa è la fortuna grande che sott'acqua non ho perso i sensi, quindi giravo, mi sentivo sbattere a destra, a sinistra e pensavo che venisse qualcosa dall'alto, ma forse un cataclisma, mai non ho pensato alla diga, anche perché la diga non era nei nostri pensieri, 17enni forse pensavamo ad altro. Gli abitanti di Longarone lo chiamavano terremoto. Da quando nel 1960 terminano i lavori di costruzione della diga, sentire boati sotterranei provocati dall'acqua che entra nelle falde diventa all'ordine del giorno. Sono dei presagi, o meglio, dei chiari segnali che qualcosa di terribile può accadere, segnali tuttavia che rimangono inascoltati da chi potrebbe fare qualcosa per evitare il peggio. Sott'acqua qualcosa mi è venuto addosso. Ho aperto le mani, non era un albero né un detrito, ma era mia mamma, quindi l'ho fermata. Quindi fermandola ho fatto sì che non andasse chissà dove con l'acqua che usciva. Quando questo è terminato siamo rimasti sotto al fango e ai detriti. Una cosa importante è stata che, anche una doppia fortuna, il papà si era fermato ad accendere una candela, perché a quei tempi non si portavano le torce, non avevamo le torce, si portavano la candela. Forse lui ha perso del tempo per accendere questa candela e venire giù per vedere cosa era successo. E quindi è tornato giù nell'acqua e io, come sono adesso, cominciavo a chiamare aiuto, 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 e lui ci ha individuato dove eravamo ed è venuto a tirare via, cominciare a aiutarci a tirare via i detriti. Quindi abbiamo tirato sulla mamma e l'abbiamo portata su. Mentre il papà la puliva, io sono andato a vestirmi perché logicamente l'acqua ci aveva denudati, come tutti quanti, e sono tornato per vedere cosa e come, per chiamare anche aiuto. E ho trovato uno spiraglio dove l'acqua magari aveva sfondato prima, e sono uscito e mi sono trovato davanti, senza vedere, perché quella notte dicevano che era la luna, io non vedevo niente, solo che mi sono imbattuto su dei detriti, quindi montagne di detriti che erano state fatte dalle case che erano cadute, quindi chiamando aiuto su e giù, e ho sentito una voce dall'alto, perché il paese mio è un po' in salita, questa signora che mi chiamava, se siete vivi venite qua. Quindi io sono ritornato, ho fatto la stessa strada, ho preso uno alla volta i genitori, li ho messi sulle spalle e me li sono portati su questa casa, dove ci hanno dato i primi aiuti, per modo di dire, insomma, no? Pulirci, darci senza pensare a cosa che potevamo avere. All'alba del 9 ottobre 1963 la vallata è un deserto. Quella distesa di polvere e detriti appare immensa vista dall'elicottero che trasporta Arnaldo all'ospedale. 5 paesi completamente distrutti. È un'immagine che tutt'oggi la mente rifiuta di ricordare.
Anche il ritorno a casa e poi la costruzione della nuova Longarone vengono risucchiati in un profondo buco di memoria. Anche degli amici, compagni di una giovinezza spensierata, non si è salvato nessuno. Si andava qua alle scuole industriali a Longarone, ma anche gli amici delle varie frazioni. Longarone era chiamata la piccola Milano, perché aveva tutto. C'era anche l'umiltà, però, l'allegria, l'unione che oggi non c'è più. E quindi tra noi ragazzi, tra, non so, andare a Dottrina o al cinema, che erano 2 cinema a Longarone, o ai bar a mangiare gelato, c'era qualcosa di unione che quello purtroppo è sparito. Quindi il tessuto sociale, storico, culturale di queste vallate è sparito in un attimo. Quindi il 63 per noi, il 9 ottobre, è stato come un taglio di un'ascia. È come fosse avanti Cristo e dopo Cristo, noi parlando diciamo sempre prima del Vajont e dopo del Vajont. 487 è il numero dei bambini morti nel disastro del Vajont. Nei pressi della diga una serie di bandierine colorate riporta uno per uno i loro nomi. Molti di questi oggi riposano al cimitero monumentale delle vittime del Vajont a Fortogna, ad appena 4 chilometri da Longarone. Questo era tutto verificabile, quindi si doveva fermare questo, solo che gli interessi, quindi i soldoni non si poteva neanche parlare, insomma, quindi il discorso è tutta un'altra cosa, come Longarone. Io non vedo più Longarone, lo vedo sì perché devo venire qua, faccio parte del comune, ma la Longarone vecchia era tutta un'altra cosa, me la sogno più di una volta. Com'era la Longarone vecchia. Penso che non sia stato vero quello che è successo, perché per tanti anni, sia la parte inferiore della valle, sia quella superiore, l'onda così grande, 25 milioni di metri cubi, con una potenza enorme, perché si dice che sia uscita e la potenza sia stata pari a 2 volte la bomba atomica di Hiroshima. La chiamavano Hiroshima del Cadore, qualcuno, Quindi era tutto bianco. Pensate che là sotto dove c'era una piccola località chiamata Vajont, l'acqua l'ha sprofondato, ha fatto un lago di 46 metri. Allora quindi vedendolo prima e vedendo dopo, adesso mi pare impossibile che sia successo. Vedendo la diga, perché sono il 4 novembre del 66 che è caduta la prima frana, piccola, 700.000 metri cubi, eravamo andati su da ragazzi, 14enni. Quindi vedendo ancora il lago, la diga, e vedendo adesso, non mi pare possibile che sia successo questo. E quindi questo non è detto che sia stata la natura cattiva, è stato l'uomo che per la sua bramosia di soldi, di potere, ha messo da parte la vita umana per questo. Quindi ha sacrificato per il progresso, che poi è il profitto a tutti i costi secondo me. Quindi non si può, quando si parla anche di perdono, non si può, non è stata che ho rubato qualcosa a te, ho fatto qualcosa che tu non volevi. Si è messo in ballo delle valli, dei paesi, 2000 persone. Ecco, i nostri usi, le usanze, le tradizioni sono scomparse tutte.